Gente che lascia il proprio paese, profughi li chiamiamo in questo caso, ma siamo abituati, dobbiamo sempre di più abituarci a non solo tanti arrivi, ma ripartenze e poi soprattutto accoglienze. Non solo arrivi, ma anche ripartenze, sono le parole di Don Nandino Capovilla, ex coordinatore nazionale di Pax Christi ed ora parroco della comunità della Cita a Marghera, che conosce bene le realtà di queste genti, amici senza dimora li chiama Don Nandino. Lui che ha potuto toccare da vicino questi popoli nelle zone del mondo dimenticate, altri 49 arrivi, e si parla subito di accoglienza. Naturalmente l'accoglienza deve essere degna, cioè deve essere un'accoglienza degna dell'umanità e come dice lei naturalmente un'accoglienza che si adatta e che resta appunto, si inserisce in un contesto cittadino per cui lascia in sicurezza la popolazione. Non solo alberghi ma anche istituti religiosi possono aprire le porte dell'ospitalità. Senz'altro una soluzione questa degli alberghi, ma potrebbe essere anche quella degli istituti religiosi. Lo sappiamo, le voci più profetiche in questo caso non possono ricordare Papa Francesco che un po' ingenuamente, se vogliamo, ha scatenato Putiferio quando ha detto ma abbiamo tanti istituti religiosi che sono chiusi, apriamoli. Anche la comunità della Cita, una piccola chiesa in mezzo ai palazzoni, ci dice Don Nandino, fa la sua parte. Ogni domenica arrivano questi nostri amici senza dimora, profughi, e trovano semplicemente una colazione, ma sono 100, 120 e quando i parrocchiani mi dicono guarda che aumentano, ecco, cosa faremo se... Ecco, intanto noi cerchiamo di porre questo piccolo segno. Certo, di tutt'altro livello di operatività, è un'accoglienza degna, ripeto, per persone che hanno bisogno di tutto, soprattutto che venga riconosciuta la loro dignità umana.